Allora, un'esigenza che abbiamo riscontrato nei 20 anni di esperienza nel settore del commercio è quella di una necessità di trattare una moltitudine di articoli, quindi trasversalmente per tipo di settore, dalla ferramenta all'idrotermosanitaria all'utensileria. Comunque ogni azienda ha sempre l'esigenza di dover gestire molti articoli, molti item, molti fornitori, molti produttori. Gestire molti articoli però obbliga le aziende a dover anche trattare molti prezzi, cambi repentini di listini, costi e di conseguenza poi anche aggiornare i propri prezzi di vendita, il proprio listino di vendita sulla base delle variazioni del costo del fornitore. L'aggiornamento dei listini fornitori è un tema che c'è sempre stato. Adesso però il tema dell'aggiornamento dei prezzi, dei costi è un tema molto sentito, perché se in alcune realtà gli aggiornamenti potevano anche essere una volta all'anno, in questo periodo storico per alcune referenze gli aggiornamenti sono anche settimanali, mensili. E quindi quando si comincia a parlare di numeri importanti, quindi si comincia a parlare di centinaia di marchi, milioni di articoli che potenzialmente io potrei vendere e per ognuno di questi una variazione di prezzo, capisci che questa cosa ha un impatto sia in termini di tempo sia in termini di costi all'interno di un'azienda. Mi è capitato tra le interviste che ho fatto nelle aziende di conoscere un'azienda che impiegava 6 mesi per aggiornare i listini di tutti gli articoli che trattava. C'è anche poi da considerare che io azienda potrei avere un 40.000 articoli che abitualmente tratto e già è un numero importante, però tutti i listini di tutti i marchi possono essere anche 6 milioni, 7 milioni, possono contenere 6 milioni, 7 milioni di articoli. Un'altra tematica legata all'aggiornamento dei costi è l'aggiornamento dei prezzi in vendita. Quindi un'azienda, oltre a dover preoccuparsi di avere un listino d'acquisto aggiornato, dal listino di acquisto poi ne deriva il listino di vendita e le condizioni di vendita. Quindi come può un'azienda aggiornare i prezzi in vendita in linea con l'aggiornamento dei costi periodicamente quando si ha a che fare con una moltitudine di articoli? Noi di Gaia Informatica ci siamo chiesti come potevamo essere d'aiuto alle aziende del settore commerciale per poter avere un sistema aggiornato, un sistema che potesse contenere tutti gli articoli aggiornati con un costo aggiornato e un prezzo di vendita sempre aggiornato, in linea con quelle che sono le variazioni che il fornitore mi imponeva come costo. Ma come può un'azienda gestire migliaia di articoli? Milioni di articoli. Bella domanda. Allora, gli articoli che gestisce non sono milioni, tendenzialmente si parla di 40.000, 10.000, 60.000, poi a seconda del magazzino e delle dimensioni. I milioni di articoli sono all'interno dei listini che ogni singolo produttore fornisce. Ti è mai capitato di entrare in un'utensileria piuttosto che in un negozio di arredo bagno? Alle spalle del commerciale ci sono una serie di tomi che sono i listini che un marchio può offrire. L'articolo generico che ti verrà inserito nell'offerta, identificativo di quell'accessorio del bagno, non c'è a sistema, non ha un costo, non ha un prezzo, quindi obbliga il commerciale a dover farti la condizione a mano con la calcolatrice. Allora, la soluzione che abbiamo pensato è quella innanzitutto di adottare una filosofia di approccio, la filosofia dell'articolo provvisorio e dell'articolo definitivo. Avere un sistema che permetta di acquisire tutti i cataloghi di tutte le referenze che io tratto
aggiornandone i listini e dividendo quelli che sono gli articoli che abitualmente io tratto e che ho a sistema e che ho a stock in magazzino, e sono gli articoli definitivi, e dividendoli da quelli che sono gli articoli che potenzialmente potrei trattare, e quelli sono gli articoli provvisori. Tornando all'esempio di prima, nel momento in cui tu richiedi un accessorio del bagno, il commerciale che ti fa un'offerta non deve più con la calcolatrice capire che condizione farti, qual è il prezzo di partenza, che ricarico deve applicare, che sconto deve applicare a un privato piuttosto a un'impresa. Ma il sistema lo guida, lo aiuta. Quali sono i rischi per un'azienda che decide di continuare ad avere un approccio manuale? Allora, i rischi sono di 3 tipologie. Il primo rischio è un rischio legato al costo, e cioè manualmente l'aggiornamento dei costi, dei prezzi, delle condizioni sta quasi per essere insostenibile nelle condizioni in cui ci troviamo adesso di mercato. Il secondo è legato alla certezza del dato, e cioè l'essere umano, se interviene manualmente, comunque può sbagliare, e dopo tanti articoli, tanti prezzi, un 8 può diventare un 3, uno 0 può essercene uno in meno, uno in più, e sai, da 80 euro a 800 euro ci passa un po'. Ma in un panorama di 40-50 mila articoli può sfuggirmi un dato. Un'azienda si affida all'esperienza del singolo, che è una cosa positiva, non è una cosa negativa. L'operatività di un'azienda deve essere comunque slegata dall'esperienza della singola persona, in maniera tale da poter anche assumere una nuova persona, e questa persona è pronta fin da subito, senza bisogno di essere formata nell'aggiornamento dei prezzi, perché comunque è guidata da un sistema. Abbiamo sviluppato questa filosofia, ma anche questi strumenti, proprio per venire incontro a queste esigenze, e in un contesto attuale come questo, fatto di continui rincari, di un mercato che, passami il termine, sembra anche quasi impazzito. Secondo noi l'obiettivo che deve avere ogni singola azienda è quella di cercare di limitare i costi, contenere i costi e avere dei dati certi, quindi in un sistema che possa accompagnare le persone, guidandole, e quindi facendole anche risparmiare tempo e di conseguenza costi per l'azienda.